Un'altra giornata al Palagnelli ed un'altra partita maratona per cuori forti. 2 ore e mezza di grande pallavolo, con le due formazioni che si sono affrontate senza esclusione di colpi. Alla fine le ragazze della Zanetti Bergamo la spuntano per 3-2, dopo essere state sotto i primi 2 set. Coach Fabio Bovari schiera in campo la diagonale palleggio opposto formata da De Michelis e Montibeller, in banda Bidias e Angeloni, al centro l'ex della partita Emma Strugnac e Casillo, libero Giada Cecchetto. Marcello Abbondanza risponde con il solito sestetto: Mirkovic Smarzek, Olivotto e Melandri al centro, Mitchem e Samara come schiacciatrici e come libero l'ha recuperata Imma Sirressi. Nella prima frazione parte forte Perugia, facendo intuire immediatamente alle rossoblù che oggi per vincere ci vorrà qualcosa di speciale. Alla metà del set il punteggio è sul 16-10 per le Umbre, che manterranno il vantaggio di 6 punti fino alla fine, vincendo il set 25-19. Bergamo torna in campo nel secondo set più convinta e combattiva. Il set non trova un padrone, infatti si procede punto a punto, ma Perugia trova l'affondo decisivo e conquista il secondo set, 25-22. I segnali di risveglio aerobico trovano conferma nella terza ripresa, quando la neoentrata Sara Loda e la ritrovata Malvina Smarzek trascinano la Zanetti al successo per 25-18. La rimonta non è completa e le Umbre non tirano i remi in barca, anzi, rispondono a tono e contendono il quarto set alle ragazze di Coach Abbondanza con grinta e passione. La voglia di prevalere delle bergamasche è più forte e dalla fine del set la partita è nuovamente in parità. Punteggio finale 25-22. Il tie break, dopo un inizio punto a punto, volge a favore della Zanetti Bergamo, quando due grandi attacchi di Samara creano il break di 8-6 al cambio campo. Dopo la Zanetti mantiene ed incrementa, con Laura Melandri e Sara Loda che mettono a segno i punti decisivi per il 15-10. Da sottolineare, oltre alla solita Smarzek 24 punti ed una grandissima Sara Loda, la prestazione meravigliosa dell'ex Emma Strugnac, che davanti al suo vecchio pubblico si esalta e tira fuori una prestazione magnifica da 17 punti. Ottima partita anche per Montibeller, autentica trascinatrice di Perugia, con 32 punti. La prossima settimana la Zanetti Bergamo sarà impegnata nuovamente al Palagnelli contro la Unit Ework Busto Arsizio, mentre la Bartoccini Forti Infissi Perugia ospiterà la Banca Valsabbina Millennium Brescia al Pala Barton nell'anticipo del sabato sera.